Sì, direi che è un'opportunità perché è un prodotto molto consumato dagli italiani, siamo i maggiori consumatori d'olio e quindi c'è una potenzialità, quindi non solo Prosecco Treviso, la terra trevigiana, il Veneto, ma anche olio. Poi un contesto molto bello che è quello della Pedemontana, tra l'altro riserva della biosfera, soprattutto quell'area dell'Asolano e Grappa, per cui ci sono tutte le condizioni per promuoverlo sempre di più e per sostenere le aziende con iniziativa come quella di oggi di Mirabilia, proprio dedicata all'olioturismo. Ovviamente è un paese che ha le sue problematiche climatiche come li hanno tutti gli altri, ad esempio quest'anno c'è una carenza d'olio d'oliva in tutto il mondo, soprattutto in Europa, e quindi gli studi per ricercare nuove varietà e anche nella lavorazione per sfruttare al massimo quali possono essere le potenzialità dell'olio sono continui. Tant'è vero che è uno dei prodotti che non si butta via niente dell'olio, si recupera tutto, tra l'altro, quindi è un prodotto alla fine che anche dal punto di vista ambientale ha un suo valore. Sì, ormai l'enogastronomia è al centro dei viaggi di tutti gli europei, anche nella stagione autunno-inverno i dati dell'European Travel Commission ci mostrano essere ai vertici di interesse di tutti i turisti europei a livello trasversale. Il primo è vivi gli spazi naturali e il secondo vivi esperienze gastronomiche. L'olioturismo ha visto una grande crescita in questi anni e c'è un forte interesse di vivere questa tipologia di esperienze. Se noi andiamo a vedere è l'ambito in cui c'è un maggiore gap tra il desiderio di fruire queste esperienze e il fatto di averle effettivamente provate. Quindi vuol dire che c'è un grande spazio di crescita che riguarda non solo la visita ai frantoi, ma anche la voglia di vivere gli uliveti come spazi aperti, naturali, dove magari avere musica, arte, picnic, piuttosto che le dimore storiche che offrono esperienze legate a tutto questo. Va molto il tema del food pairing, quindi il provare e degustare diverse tipologie di olio con piatti diversi all'interno di ristoranti dedicati, quindi tutta l'offerta nella sua interezza. La forza deriva appunto dallo stare insieme, dal mettere insieme, quindi Mirabilia è un po' questo, e Mirabilia, come dire, sottolinea l'importanza dell'aspetto culturale che caratterizza e valorizza i territori. Oggi siamo in una giornata in cui questo tema, come dire, viene sostenuto e alimentato, cioè l'olio non è cibo, l'olio è cultura, e che è una cosa ancora più complessa, e quindi quando qualcuno ha detto che non si mangia e non si mangia di cultura, beh, noi la mangiamo tutti i giorni la cultura, perché appunto l'olio penso che sia sulle tavole nel quotidiano, ma questa è una battuta ma che ci induce a una riflessione, esprimere tutto quello che la filiera del turismo e del turismo culturale esprime. Per la Proloco è un elemento di forza, promuovere il territorio, nasce, è la sua missione, e come si è avvicinata a questa tematica? Si è avvicinata creando degli eventi che potessero concentrare un certo numero di produttori, per cui abbiamo Olio in Villa che si svolge a Maser, siamo alla seconda edizione, che si svolge a Maser, dove quest'anno abbiamo avuto la presenza di 24 produttori della Pedemontana vicentina, della Pedemontana trevigiana, per cui un territorio ben rappresentato, e la presenza di circa 750 visitatori che hanno avuto la possibilità di assaggiare l'olio guidati dai sommelier dell'olio e dagli assaggiatori professionali, per cui una degustazione veramente esperienziale, un avvicinamento all'olio anche, diciamo così, quasi tecnico, ma con questo percorso la possibilità di conoscere effettivamente le caratteristiche dell'olio extravergine d'oliva del nostro territorio.